viva. Ora, all'inizio del decennio, la città abbandona la trincea oltre la quale si era riparata dal dicembre 1969. Gli anni '80 a Milano sono questo, una città decisa a lasciarsi alle spalle gli anni della violenza e della paura. Milano è determinata a voltare pagina, a uscire alla sera, a godersi la propria città, a vivere. Gli anni '70 sono stati anni di violenti movimenti collettivi, direi fondamentalmente antidemocratici, anche se hanno dato una grande innovazione, ma la gente era stanca. Era stanca perché si era inaridita, aveva avuto paura e ha riscoperto l'individuo, ha riscoperto i sentimenti, ha riscoperto il piacere. Perché è vero, oggi tutti ridono la Milano da bere, ma di fatto la gente aveva molte speranze, c'è stato sviluppo economico, la città è rifiorita. Gli anni '70 sono stati gli anni di piombo, gli anni cupi, gli anni in cui le donne giravano con i sabot come le streghe, arrivavano le streghe. E gli anni '80 sono stati gli anni dove è deflagrata la moda. E allora improvvisamente, non tutte, delle streghe sono rimaste per fortuna, ma si sono vestite da uomo per rubare all'uomo la potenza lavoro. Non bisogna dimenticare questo. Sono stati gli anni in cui le donne hanno più che mai deciso voglio lavorare. Gli anni '80 sono uno spartiacque nella storia della modernità, un punto di riferimento. Sono la vittoria del pragmatismo e l'inizio di una fase post-ideologica all'insegna della libertà di sentire, di dire, di fare, di cambiare. Milano è l'epicentro, il cuore, il motore di questo cambiamento, della grande svolta capace di dare energia e vitalità. Questa liberazione che si sente dal decennio precedente è una liberazione di energie e di forze creative che hanno fatto veramente un unicum della città di allora. Un ruolo di fondo fu svolto dal socialismo riformista milanese, operante anche da Palazzo Marino, sede dei sindaci milanesi e delle giunte comunali di quel periodo di profondi cambiamenti. Riformismo e pragmatismo, una carta decisiva che fa da catalizzatore e da guida, attrezzando la città, stimolandone le vocazioni innate. Milano ha dato i natali a Bettino Craxi. A Milano Craxi ha mosso i primi passi da dirigente politico, assessore comunale, poi deputato e infine leader del PSA. Craxi è il presidente del Consiglio che trasferisce a Milano il centro di gravità della politica italiana. Non a caso gli anni '80 saranno chiamati dagli americani The Craxis Years. Il grande ispiratore di tutto questo fenomeno di trasformazione è stato senza dubbio la guida del governo del paese in mano ad un milanese che, come dire, da un lato spingeva su temi nuovi e vicini alla cultura ambrosiana e dall'altro riusciva anche a livello internazionale a dare con fermezza una indicazione di paese che era al passo coi tempi e addirittura in alcuni casi era all'avanguardia.